Mamma mia, fa caldo in questi giorni. Voglio descrivere ancora un po' le esperienze che sto provando, ossia che oltre al fatto di ritornare alla mia, tra virgolette, quotidianità, che per me è bellissima, la cosa più bella del mondo, mi manca tanto il cibo, nel senso il cibo salutare, perché per quanto qua il cibo possa essere buono, c'è tanto pesce eccetera, c'è secondo me, come un po' tutti i posti turistici forse del mondo, anche se qua non saremo in zona turistica, c'è poca varietà anche proprio di ingredienti, cioè dei tipi di verdure, dei tipi di pesce, ho questa impressione qua. E sai, chi capisce la soggettività, ossia i gusti personali, può facilmente credere quando io dico che per me il Veneto e il Friuli sono i migliori posti del mondo, veramente. Ciò non toglie che io ho sempre anche un grande desiderio di esplorare e girare, ma ok, tu esplori, giri, però vai in quei posti che ti fanno stancare in quanto non sono i posti ideali per te, cioè inizialmente ti attirano tanto perché è tutto diverso, gusti, usi eccetera, però dopo dici basta, un po' come quando ero in Scozia, insomma, ho fatto quelle esperienze veramente indescrivibili in Scozia, però dopo un po' dici no, diventa un sacrificio, una perdita di identità, probabilmente anche più che una perdita di abitudini. E questo accade ogni anno, il giorno prima o 2 giorni prima della partenza, proprio mi nervosisco, non vedo l'ora di tornare a casa. Impara anche te ogni tanto a fermarti, magari può essere piacevole ogni tanto, perché io ti capisco che da una parte sembra sempre quasi di perdere le occasioni, no? Non tutti corriamo perché diciamo cazzo c'è questo da vedere, questo da fare, poi dici cazzo ero lì, non ho fatto questo, non ho fatto quello, ho capito, però se il far tutte queste cose non ti dà del reale benessere, hai capito? Sembra quasi a volte che dobbiamo raccogliere tutte queste cose per dire ma le abbiamo fatte, per mostrare ma le abbiamo fatte, però io credo che più che la quantità dobbiamo iniziare a mirare alla qualità. Via a fare gli sport acquatici estremi. Qua. Usano uno strano cloro che non sa da cloro. Riesci a vedere le bollicine nella mia panza? Sì che riesci, vedi. Cioè non tanto la mia panza, che è difficile non vederla, ma 7:30. Voglio vedere io se adesso non sono io il primo a bermi il prosecco qua a colazione, porca miseria. Non capivo, voi fate le vostre cose che il Veneto ci penso io a farlo. Altra nuova, la porca puttana, maniera di falafel. Le spiagge di ieri, bellissime, cioè sembrava quasi essere in Puglia, però ragazzi, di quelle scene di gente stressata, caos, scorbuticità, mamma mia che incubo, cioè stiamo meglio noi qua in periferia, Dio gatto, mamma mia. Dico sempre quasi come la Puglia, perché per gusti personali io odio l'acqua ghiacciata, quindi in Puglia è perfetta, e odio l'acqua che va giù subito, so nuotare perfettamente, però voglio starmene tranquillo in relax a cazzeggiare e passeggiare, e la Puglia per questo è perfetta, soprattutto certe spiagge. E qui tra tutte le spiagge sta Lambda Beach, ricordava proprio la Puglia, in più ogni tanto degli scogli, pochi, e anche quella è una cosa importante, e negli scogli si sa ci sono i pesci, quindi io do sempre dei consigli pseudo soggettivi per chi mi segue ed è simile a me come carattere, pur considerando che quest'anno si è tentato di fare, per carità con successo, le ferie relax, quindi non più le solite ferie esplorative, corri da qua, guarda di là, visita di qua, visita di là, ok? Allora, quelle spiagge che sono le più turistiche, dove abbiamo trovato anche tanti italiani, Nissi Beach eccetera, io te le ultra sconsiglio, o meglio te le consiglio se vuoi raggiungerle una volta, massimo 2 con l'autobus, altrimenti no, proprio in ferie lì non ci andrei mai. Tazzi va che non abbiamo preso l'albergo lì perché dovevamo prenderlo lì e l'abbiamo preso più qua in zona tranquilla. Bagnini. I gatti dello staff. You bro, you. La mamma? You Ugat. Ugat scurnacchia, che la chiama, gli dice vieni qua, Dio gatto, guarda, Mau, adesso vedi sono alla ricerca degli altri 2 rincoglioniti che sono andati chissà dove. Adesso qua la mamma gatta sta girando, guardando e miagolando.
Tanto uno l'ha cattato perché prima ne aveva solo uno, adesso gli mancano gli altri due. Sto premendo cose a caso, non ho la minima idea di cosa sono. Invece leggevo tanto che uno dei piatti tipici era una sorta di melanzane. Adesso arriva l'amico gatto. I gatti sono tipici, noi melanzane, dica, ma sì, ma odio gatto, non ho mai visto una melanzana qua in giro. E invece ho visto molto halloumi. Tu che fa male così? Dimmi. Ma cosa, Dio? E l'halloumi, che è questo formaggio un po' duretto, tipo fatto alla griglia, e le cozze con quella salsetta là, cioè quello era veramente tipico, ma per veramente tipico si intende non che è storico o che ne so io, ma che ho trovato dappertutto. Quello per me è tipico, cioè vengo qua a Cipro e trovo quello ovunque, sarà mio tipico quello che non ho mai trovato. Questa è una specie di yogurt che è da incapotarsi con i cosi melograni. Ci sono tantissimi melograni, dolci a base di melograni, cibi a base di melograni, quello sì, e anche limoni. Questa è una specie di formaggio strano, tipo una specie di ricotta, però un po' più buono della ricotta. E il resto frutta, credo che questo sia un melon. Appunti interni, le mele sono molto melose, cioè sono tante da mela, mentre altre frutta più tra virgolette acquose, tipo non so, i meloni e le angurie, quelli sanno molto da poco rispetto ai nostri. Il pesce invece è esageratamente saporito, tipo anche quei gamberi che a me sembrano scampi, invece erano gamberi. Io cado una paressa borghese, però ti ho spiegato che la vita è fatta anche dei 5 sensi, in questa visione così epicurea del mondo, no? E pertanto il gusto è importante anche esso per la tua felicità, che se mai una pura grande, per il tuo benessere, che poi sommato altre cose porta alla felicità. Questa premessa per aggiungere anche che per lo stesso discorso prima di angurie e meloni, anche le arance sanno da poco, però questo è un po', perché quando la mangi non è così aspra eccetera, ma questo gusto stranamente dolce d'arancia soft. Eccola, primo, ho controllato anche dentro, tavolo per tavolo. Buonissime queste robe sconosciute. Non so buone stare troppo in giro, cioè mi svango i coglioni, vado in depressione dopo, proprio mi cascano le palle, non mi piace. O meglio, bisogna cambiare. Cioè tipo adesso io voglio proprio tornare a casa, voglio lavorare, tornare al mio lavoro, alle mie fatturazioni, al mio camper, alla mia moto no, al mio camper, la moto più avanti. Ho preso le belle stancate, cioè ogni giro erano 800 passachilometri. Era qua a Parone, che bella vita, Dio, vero, cazzo, voglio documentare questa cosa. Stavo riflettendo tra me e me che quando io e il mio amico China siamo andati dentro alla prima moschea abbiamo indossato la tunica delle donne, perché c'era scritto che era delle donne, ok? Quindi abbiamo fatto i travesta, ok? Che non è la stessa cosa del trans in teoria. Adesso non sono esperto. Sì, ma il travestito non è il trans, o sì? Non so. Vabbè, però abbiamo fatto il travesta, hai capito? No, fermi tutti che ho fatto un po' di mente locale. Allora, il travestito è il trans, quindi chi fa tanti figli adesso, trans de qua, trans de là, no, sono sempre esistiti, io solo che cambia nome. Ecco qua, visto che avevo preso apposta il pane per i miei amici Osei, avevo trovato là. E che te l'ho tirato là, rincoglionito. No, che mi spaventi i volatili, avevo appena fatto su un allevamento. E qua le devo fare tutto il coso, come si dice? No, il coso. Strelci. L'alfabeto. Non ho capito, devi violentarmi, Gioia, cioè porca troia, ho anche già dato. Dio, che cazzo è? Ma dai, vedi prima mattina. Sì, guarda che la mamma si è preparata con il vestiario apposito per andare alla clinica dei gatti. Sì, che dita così, no, vabbè, adesso te la mostriamo, è una sorta di piccolo santuario dove sterilizzano i gatti, è una clinica diciamo di volontari, e dove hanno anche questo bar dove la gente può stare con i gatti, prendere il gelato, il caffè, quelle cose lì. È praticamente davanti all'hotel, quindi ovvio che ci andiamo, insomma. Guarda che arachide tropicale, a parte la dimensione, ma va, che colori, guarda che forma. È velenoso sicuro. Sì, ovvio, ma guarda come è fatto dietro. Cioè, guarda che forma assurda che ha. E poi che zampe ha? Le zampe leopardate, tigrate, boia. Che forte il centro donazioni, non per gli influencer, ma per i gatti. Oh, buongiorno signor gatto. Buongiorno. Lei ci dà il benvenuto? Buongiorno. Che forte. Hello. Che forte, sopra c'è la playroom, yes.
bellissimo, la tipa è veramente squisitissima. Praticamente funziona non come l'osteria senza ossa, però diciamo che tu vieni qua, ordini quello che vuoi, prendi quello che vuoi e dopo fai un'offerta a piacere, insomma noi gli lasciamo 15 euro più che volentieri. Qua dovrebbe esserci la Playroom. Ah sì, l'ha detto che adesso li apre. Vabbè, adesso non è che te faccio un documentario. Ok, Jenny, non dimenticate di Jenny. Don't forget about Jenny. Questa è Vittoria. Yeah, Victoria is Down syndrome and Questi sa che altri? and very old. I think 12, 13 years old. I have Guarda, le stanze dei giochi. Che robe. Che forte. Dove tengono diciamo i gattini piccoli. Guarda, tutti. Il Sosuccio, un altro qua. Che tipi. Adesso hanno richiuso anche Giacomo e Alessia, così io posso stare tranquillo. Sì, aspetta, non è che questa cosa è un'attrazione turistica vista come... cioè è un'attrazione turistica anche molto intelligente, adesso te la spiego. Però diciamo che i gatti che sono qui sono dei gatti appunto in clinica, perché questa è una clinica, ok? Quindi sono qui perché hanno dei problemi, poi stanno bene e li rilasciano, oppure non so se devono essere sterilizzati, ovviamente dopo la sterilizzazione dovranno stare una settimana, quel che è, puliti e al sicuro, hai capito? E quindi sono qui appunto per motivi, passami il termine, clinici, non mi vengono altri aggettivi, però contemporaneamente, sfruttando questa cosa, questo discorso, si automantengono e aiutano gli altri gatti randaggi, perché vedi, noi siamo venuti qua ridendo e scherzando perché è il bar dei gatti, ma intanto abbiamo preso qualcosa. Dopo ovviamente c'è anche il discorso offerta libera e quindi gli lasci sempre di più, insomma, ecco, credo che chiunque si senta una cacchina a lasciare meno soldi del dovuto, e quindi per 3 robette te gassi 15 euro. Ci sono le istruzioni per capire più o meno l'età dei gatti. Secondo me devi tagliarli a metà e vedi dentro quante righe hanno. Ah no, aspetta, quelli erano gli alberi. Una guida visuale per identificare i gatti, tutti i tipi di gatti, tutto il tema gatti. Eccolo là, accessoriato. Devo provarle. Oh, questo anche se è della Colgate o Colgate, io non l'ho mai visto da noi, quindi per sicurezza lo prendo. Devo prendere robe tipiche. Quanto c'è scritto? Guarda qua, la droga, la frutta, fruit drugs. È l'olio di carrube o l'aceto di carrube. Ecco, sì, un'altra piccola cosa, tra virgolette, tipica sono le carrube. Dico tra virgolette nel senso che ne trovi tante, ma non è che sono che mangiano carrube, gliene danno i cammelli. Sì, che figata, tutte queste robe speziatiche, porca puttana. Qui io non capisco niente. Il hacker anche qua, all'olio di arachidi. Sì, che roba austriaca questa. Questo è quello che stanno in albergo. solo non c'erano i verdi. Ah sì. Aspetta che faccio un ricordo per Alessia di queste patate particolari che a lei piacevano tanto. Ce le hanno vendute in aereo, non le abbiamo più ritrovate, adesso le abbiamo trovate. Sono tipo delle patate lunghe a forma di cosa lunga. Sembra tipo tagliatelle. Esatto. Ah sì? Ok, qua mi dice Alessia che esiste Valle d'Oro, ok, perché io vedevo quando abitavo in Scozia o comunque quando giro che in tanti posti scrivono marche Made in Italy, però marche mai sentite in Italia, hai capito? Quindi magari sono attività che hanno aperto lì e scrivono Made in Italy per vendere, hai capito? Come succede spesso. Appunti turistici, queste cose che vedi è pieno ovunque, non sono quelli da mettere nella vasca da bagno, ok, l'ho scoperto solo ora. Poi Cipro ho avuto modo di notare che ha sempre l'ormone in pisa. Informazione turistica, probabilmente questa è la pianta che ti ho accennato in qualche video che sa da ganja. Sono qua che annuso, effettivamente questa non è ganja, non è marijuana, ma sa da marijuana, sa da ganja, quindi è questa. Beh, le foglie erano anche tra virgolette simili, ossia tutte seghettate. No, che dopo pensiamo che si è pieno di drogai dappertutto, invece no, ci sono cose che hanno degli odori simili, come quella volta dove ero ai serai di Sottoguda che sapeva da can bagnato, c'era stata una pianta che sapeva da cane bagnato, non c'erano cani. Eh sì, me ne accorgo adesso le tartarughe, cioè sapevo che... Vabbè, ma di sto poster no? Sì! Aspetta, perché la vacanza a Vecchi devo fare robe da Vecchi. Nutro i volatili. Poi avrà quanti ne ho adesso? Tu nome nella vita precedente eri un allevatore di passeri.
Ah, qua eri? Stai aiutando a pulire la piscina? Ma, Non ubriacone, vado a prenderti subito il portafoglio. ma perché eri ubriaca? Perché? Perché ha bevuto tipo un sacco di alcol. Ma che sacco di alcol, l'ho trovato io. Esatto, sì, il gatto in spiaggia mi mancava, esatto, sì. No, ma forse non erano neanche rom, cioè qui è proprio usanza fare la van life con le roulotte. Ok, ho appurato, quindi non sono rom, non erano rom, probabilmente neanche quelli di là, sono semplicemente dei van life un po' spartani, come è giusto che sia, è giusto che sia.